Da oggi e fino al 7 gennaio prossimo del 2021 entra in vigore l'ultimo decreto a firma del governatore Musumeci per monitorare e controllare l'esodo di studenti e lavoratori dalle regioni del nord o dall'estero durante il periodo natalizio. È una delle ultime misure introdotte dalla giunta siciliana che segue giorno dopo giorno la complessa materia delle restrizioni Covid-19 volute dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Comitato Tecnico Scientifico. Al momento sono circa 7.300 i soggetti che si sono registrati al sito siciliacoronavirus.it in vista del loro imminente rientro nell'isola. Sono oltre 60 punti di controllo e drive-in predisposti dalla Regione distribuiti nei principali punti d'accesso all'isola su tutto il territorio e saranno impiegati oltre 1.000 unità di personale sanitario per effettuare i tamponi rapidi. Chi rientra in Sicilia può segnalare di essere in possesso dell'esito negativo del tampone effettuato nelle ultime 48 ore oppure decidere di farlo rapido in Sicilia in uno dei siti dedicati. In alternativa si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone a proprie spese con l'obbligo per la struttura privata di comunicarla al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio. Chi non segue nessuna di queste procedure come ultima ipotesi ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, ovvero all'ASP di pertinenza. Sono esclusi dal decreto del Presidente pendolari e coloro che siano allontanati dall'isola nei giorni immediatamente antecedenti per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a 4 giorni.